Come avevamo anticipato nei precedenti servizi, è stata approvata la determina comunale che autorizza e ufficializza il finanziamento regionale per l'illuminazione dello stadio Esseneto. L'ultimo ostacolo infatti è stato superato. Adesso la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori. Certamente i più scettici, e non hanno torto, vogliono vedere i tempi di realizzo. Probabilmente ci vorranno mesi. Adesso comunque l'importante è che ci sia la certezza della futura posa delle torri faro, ma come spesso succede non mancano le contraddizioni. Ci sarà la luce, è questione di tempo, ma quando avverrà la rinascita del calcio a Crecantino? C'è chi giura che sotto la cenere sta covando un fuoco molto ardente, ma in questo momento le bocche sono abbastanza cucite. Si lavora in silenzio, si stanno portando avanti delle trattative. I campionati hanno emesso i propri verdetti per il salto di categoria, ma ci sono da disputare ancora gli spareggi playoff. A stagione completamente terminata e con l'avvio delle iscrizioni ai prossimi tornei, avendo anche le idee più chiare, si potrà stilare un programma per rilanciare il calcio agrigentino. Se il silenzio è foriero di belle novità, allora attendiamo che il sole possa sorgere molto presto.